Mister Bottini, dopo 2 anni il Palazzetto di Montebello cade, una bellissima vittoria del tuo San Bonifacio, che ne pensi? Bene, penso che la vittoria, nonostante il risultato, non sia stata proprio bellissima. È stata una partita molto strana da 2 volti che noi nel primo tempo potevamo tranquillamente andare a chiudere con un largo vantaggio, invece ci siamo trovati in svantaggio. Purtroppo la mia squadra si comporta in questa maniera che a volte spegne i fari e non c'è niente da fare. In quei 5 minuti, 10 minuti che abbassiamo il ritmo siamo capaci di subire 3-4 gol tutti in successione. Però fortunatamente, grazie alla qualità di cui è composta la mia rosa, nel secondo tempo diciamo che hanno avuto un attimino una prova di orgoglio e quindi è venuto fuori questo risultato, anche dovuto al fatto che secondo me la Leonicena aveva non proprio tantissimi cambi a disposizione. Questo campionato è molto difficile, quali sono le tue aspettative? Beh, le aspettative della società tutta dopo aver fatto una rosa di questo genere, sicuramente fra i primi posti, sicuramente, anche se il primo posto secondo me ormai per noi è troppo lontano e punteremo diciamo al secondo posto, insomma, ecco. Che cosa ne pensi di questa Leonicena un po' spuntata? Ma la Leonicena io penso che sia una squadra che, spuntata o no, anche se va in campo con 5, ha un carattere che non molla mai e non fa vedere assolutamente che sono spuntati, che hanno delle difficoltà fisiche, perché ci mettono veramente anima e cuore ed è una squadra che mi piacerebbe che questa verve ce l'avessero i miei giocatori. Mister Tragnago, stasera partiamo con una brutta notizia, marzo 2018, 22 novembre 2019, doveva accadere, è accaduto con una corazzata come il San Bonifacio. Che partita è stata? Stasera è stata una partita tosta, primo tempo dove abbiamo subito l'inizio loro, siamo andati sotto di 2 gol per 2 disattenzioni del nostro centrale difensivo, poi però a testa bassa ci siamo messi a pressare, abbiamo recuperato, siamo andati su 3-2 per noi, abbiamo avuto anche l'occasione per fare il 4-2, invece abbiamo sfruttato male una ripartenza. Secondo tempo il risultato dice tutta, 7-0 per loro, non voglio trovare alibi, però noi eravamo in 5 e chi avevo in panchina erano tutti i ragazzi che mi hanno fatto un piacere perché era un mese che non si allenavano e quindi hanno fatto quello che hanno potuto. Purtroppo siamo crollati, loro non perdonano, sono una gran bella squadra, hanno individualità di spicco, non sbagliano sicuramente ripartenze, passaggi e ad ogni occasione ci hanno castigato. Noi ci avevamo messo del nostro, ma stanchezza, vuoi la stanchezza, vuoi la mancanza di cambi, stasera è andata così, in merito a San Bonifacio. Come hai detto tu, il San Bonifacio ha delle individualità che sono assolutamente fuori categoria e hanno fatto un po' uscire tutte quelle che sono le pecche invece dei nostri ragazzi da neopromossi. Come si può lavorare su queste pecche? Diciamo il primo tempo quando ne avevamo siamo riusciti a ribaltare la partita, lì bisogna lavorare sulla testa perché nel secondo tempo siamo entrati molli, ma voglio giustificarli per questa volta dicendo che mancava anche un po' il fiato, terza partita in 7 giorni contati perché avevamo forse un cambio o mezzo addirittura e quindi con squadre di questo blasone appena molli un attimo non perdonano.